La terza commissione, che ho l'onore di presiedere, ha espresso parere largamente favorevole al progetto di legge numero 43, che va a chiedere maggiori forme di autonomia per il Veneto nel rispetto della Costituzione e nel rispetto anche di quello che noi riteniamo un valore indiscutibile, che è quello della unità nazionale. Abbiamo espresso il parere per quanto riguarda la materia di competenza della terza commissione, come è stato fatto per tutte le altre commissioni, in modo tale che si possa arrivare presto all'esame del provvedimento in aula, che sarà presto licenziato, e da quel momento inizierà un percorso che darà risposte concrete alle richieste che sono state evidenziate attraverso il referendum del 22 ottobre, che è stato approvato a larga maggioranza dai cittadini del Veneto, con un esito che mette nelle condizioni chi andrà a trattare, cioè il Presidente Zaia, di avere maggior forza nella pretesa di avere queste maggiori forme di autonomia per migliorare il servizio a tutti i cittadini del Veneto. Siamo continuamente di fronte a dei numeri diversi, i numeri che ballano, e non avere numeri certi rispetto a delle deleghe e delle funzioni che si chiede al governo di poter gestire come Regione Veneto non è serio. Quindi riteniamo di affidare alla delegazione trattante un testo di legge su delle materie precise, su cui noi largamente condividiamo l'impostazione, ma i conti vanno fatti alla fine rispetto alle cose che vengono affidate al Veneto, perché se si ha questo approccio vuol dire che si intende fare una trattativa seria e nel merito. Se invece si vogliono anteporre dei numeri ballerini, significa che si vuole lo scontro ad iniziare dalla prima seduta e non si vuole portare a casa alcunché, ma solo fare una mossa propagandistica.